C'è un'aria particolare che avvolge il Monte Venda, il più alto dei colli euganei, come se tra le sue cime boscose e le sue curve sinuose si nascondesse un segreto. Un silenzio antico si distende sui sentieri tortuosi e sui resti delle vecchie strutture militari, abbandonate al muschio e al vento. Eppure, chi negli anni '80 ha avuto accesso a quella base militare racconta una storia molto diversa. Una storia fatta di luci misteriose, apparecchiature impazzite e interrogativi mai risolti. Questo è il caso del Monte Venda, uno dei più enigmatici e meno conosciuti eventi ufologici italiani, studiato per decenni da ricercatori del calibro di Maurizio Baiata e Corrado Malanga, e tuttora avvolto in un'aura di inquietudine e omertà. Situato a circa 600 metri d'altitudine, tra boschi fitti e vedute mozzafiato, il Monte Venda ospita una base militare sin dagli anni 50, costruita durante la Guerra Fredda come punto strategico di controllo radar e comunicazione criptata. L'installazione, ufficialmente in gestione all'Aeronautica Militare Italiana, svolgeva funzioni di rilevamento e collegamento radio, particolarmente importanti per la NATO. Non era una base qualunque, era un luogo di sorveglianza avanzata, protetto da sistemi elettronici sofisticati, accessibile solo a personale selezionato e con autorizzazioni specifiche. Ma fu proprio in questo contesto rigidamente controllato che qualcosa di inspiegabile cominciò a manifestarsi. Le prime segnalazioni risalgono alla prima metà degli anni '80, intorno al 1982 o 1983. Tecnici militari, impegnati nel monitoraggio dei radar o nella manutenzione degli impianti radio, riferirono episodi singolari. Alcuni parlarono di improvvisi blackout parziali, di interferenze nei segnali radio, di strumenti che sembravano impazzire, oscillando senza motivo apparente. Ma il fenomeno più inquietante non era rappresentato dalle anomalie strumentali. Erano le luci, sfere luminose, fluttuanti nel cielo notturno sopra la base, a volte descritte grandi come automobili, altre come piccoli globi sospesi a mezz'aria. Non emettevano alcun rumore, nessun suono udibile. Apparivano all'improvviso, talvolta sostavano immobili sopra gli edifici militari, per poi dileguarsi nel nulla, come dissolte da una mano invisibile. Uno dei racconti più citati, raccolto da Maurizio Baiata attraverso un contatto anonimo che aveva prestato servizio presso la base, riferisce di un episodio avvenuto in piena notte. L'operatore radar di turno, mentre monitorava la schermata, notò un eco anomalo, un oggetto che non apparteneva né a rotte civili né militari. Appariva e spariva a brevi intervalli, come se giocasse col radar. Il tecnico uscì dalla sala comandi per sincerarsi visivamente e fu allora che la vide, una sfera luminosa, ferma nel cielo, che sembrava osservarlo. Rimase sospesa, immobile, per diversi minuti. La base subì in quel momento un calo di tensione che mandò in tilt parte delle apparecchiature. Non fu l'unico a vederla. Anche una pattuglia all'esterno della struttura confermò l'avvistamento. Gli episodi si moltiplicarono nei mesi successivi, ma sempre con una caratteristica comune: l'assoluta impossibilità di identificarli con fenomeni atmosferici, droni, che all'epoca non esistevano in forma civile, o velivoli convenzionali. Le sfere luminose sembravano intelligenti. Cambiavano direzione all'improvviso, si spostavano a velocità impossibili per qualsiasi mezzo umano e agivano come se conoscessero in anticipo le reazioni dei testimoni. Nel corso del tempo, alcuni di questi militari andarono in congedo. Alcuni, pochi, ebbero il coraggio di raccontare, ma sempre mantenendo l'anonimato. A contattarli furono ricercatori indipendenti come Baiata e Corrado Malanga, che in quel periodo stava approfondendo proprio il fenomeno degli oggetti sferici luminosi e delle cosiddette sonde aliene. In alcuni casi, gli ex militari parlarono senza registrazioni. Altri accettarono di lasciare dichiarazioni scritte,
ma con la clausola che non venissero divulgati nomi, gradi o date precise. Era chiaro che avevano paura. Ma di cosa? Delle conseguenze? O forse di qualcosa di più oscuro? Una delle teorie che emerse nel tempo è che queste sfere fossero sonde autonome, non pilotate direttamente ma dotate di una propria intelligenza artificiale. Una tecnologia che, secondo alcuni esperti militari, avrebbe potuto osservare, raccogliere dati e persino interagire con sistemi elettronici. Malanga, in particolare, sospettava che questi oggetti potessero essere strumenti di sorveglianza non umani, capaci di leggere e interferire con le reti elettriche e radar, proprio come descritto dai tecnici della base. L'ipotesi si fece ancora più intrigante quando si scoprì che casi simili erano avvenuti anche in altri siti NATO in Europa. Ma mentre lì alcuni documenti trapelarono, in Italia sembrò calare una coltre di silenzio. Un altro elemento affascinante, ma mai verificato, riguarda la presunta esistenza di fotografie. Secondo una fonte riportata in un vecchio articolo della rivista Notiziario UFO, almeno 2 militari avrebbero immortalato una delle sfere durante un avvistamento nel 1984. Le immagini sarebbero state immediatamente requisite dai superiori e mai restituite. Non furono mai pubblicate. Nessuna copia venne divulgata. Un destino comune, purtroppo, a molti casi in ambito militare. Si dice che almeno un'immagine sia finita negli archivi del SID, l'allora Servizio Segreto Militare Italiano, oggi AISI. Ma questo resta solo un frammento di leggenda, perché nessun documento ufficiale è mai stato desecretato in merito. Con il passare degli anni e con la progressiva dismissione della base del Monte Venda, le testimonianze diminuirono, ma non si esaurirono. Alcuni ricercatori, esplorando la zona anche dopo la chiusura, riportarono strane interferenze nei dispositivi elettronici. Altri testimoni locali, contadini, escursionisti, abitanti dei comuni vicini, parlarono di luci nel cielo, osservate in silenzio da lontano, sempre in corrispondenza con la zona della vecchia base. Alcuni episodi risalenti anche agli anni 90 raccontano di ronzii a bassa frequenza uditi in piena notte, accompagnati da variazioni di corrente nei trasformatori locali. Tutto questo ha reso il Monte Venda una zona calda per l'ufologia italiana, ma anche un luogo carico di inquietudine. Non si tratta di leggende popolari, ma di racconti provenienti da ambiti militari, testimoni tecnici, ingegneri, operatori radar, persone con una formazione scientifica difficilmente suggestionabili. Eppure, le loro parole convergono tutte verso lo stesso mistero: oggetti sferici, intelligenti, luminosi, silenziosi, capaci di eludere ogni controllo umano. Oggi, tra i resti della base, inghiottita dal verde, si respira un senso di vuoto. Gli edifici sono in rovina, le parabole arrugginite puntano verso un cielo che sembra aver dimenticato quegli anni. Eppure, chi conosce la storia, chi ha raccolto quelle testimonianze, sa che in quel silenzio risuona ancora qualcosa. Un eco, un enigma che non ha trovato soluzione. Il Monte Venda resta lì, immobile, come un custode silenzioso di un contatto mai ammesso, mai spiegato. Forse è giusto così, forse alcune verità restano sospese a mezz'aria, come quelle sfere che per un istante si fermarono, osservarono e poi svanirono.